Il nome sarà quello del Presidente della Regione, penso che sia questione di ore, nel senso che noi abbiamo dato l'ok alla bozza finale, per cui poi spetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedere alla nomina. Parla di fatto già da commissario per l'emergenza montagna Luca Zaia per una delle partite più difficili del suo governo, far ripartire la montagna e ricostruire dalla devastazione. Per questo, come aveva chiesto a Roma, ci saranno poteri speciali. Il decreto che non parla solo di nome, ma parla anche di funzioni e di competenze. Diciamo che è ben affinato, anche perché chi va a fare il commissario deve avere mano libera, perché poi avere 100.000 ettari di boschi da spostare e da ripiantumare non è una partita da poco. Pensate solo alle regole ambientali e a quello che c'è ogni volta che entri in un bosco protetto. Il cronoprogramma prevede la nomina del commissario di un soggetto attuatore. Lavoreranno fianco a fianco con l'assessore regionale Bottacin. Subito un primo step. Convocheremo tutti i sindaci di tutto il Veneto interessati da questo evento, ovviamente non possiamo farlo contemporaneamente, quindi chiedo un attimo di pazienza anche ai sindaci, li chiameremo tutti e affronteremo con loro le varie questioni sul tavolo. Prima di tutto gli spiegheremo come funziona l'ordinanza, dove abbiamo chiesto tutta una serie di deroghe in materia ambientale, in materia di appalti, in materia di gestione economica della contabilità separata, perché stiamo parlando di una gestione straordinaria e non ordinaria, quindi anche rispetto di patto di stabilità, tutti questi aspetti, spiegheremo come fare. E poi l'altro fronte chiave, l'apocalisse di alberi caduti. Ovviamente anche in questo caso stiamo cercando di gestire delle priorità, ci sono aree in cui tutti questi alberi incombono sulle strade e sui corsi d'acqua e quindi c'è un rischio immediato per la popolazione qualora dovessero esserci ulteriori eventi meteo rilevanti, e ci sono alberi che invece sono in aree fra virgolette più sicure. Ovviamente la grande partita è quella di coinvolgere dei soggetti, dividendo le zone per lotti, coinvolgere dei soggetti perché vadano a prendersi il legname e lo lavorino. Nel frattempo la giunta regionale, come promesso dall'assessore al turismo Federico Canera agli albergatori nei giorni scorsi, ha approvato la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative ai bandi per i contributi finalizzati a investimenti innovativi delle piccole e medie imprese di montagna. Insomma, il concetto è sempre questo: fare subito e fare presto, e poco tempo per rispondere alle ironie lanciate da Beppe Grillo in questi giorni, quegli alberi caduti che secondo il comico politico sembravano tutti uguali. Non l'ho visto insieme a me con le scarpe piene di fango a dare una mano alla gente, magari la prossima volta può venire a dare una mano alla gente, così magari si rende conto di come sono le situazioni veramente, senza fare tante battute di fronte a una tragedia che ha provocato anche dei morti.